Fogo, mi sentite? Sì. Ok. Allora, dicevo che tra tutte le composizioni che mio padre con amore infinito ci ha lasciato, perché ha trascritto tutte le sue composizioni poetiche giovanili in 2 quaderni che ha lasciato a ciascuno dei suoi 7 figli e sua moglie, ho scelto Casa Bartosostau perché interpreta non solo una situazione personale, ma una situazione di tutti i giovani che il 12 gennaio 1941 hanno preso il treno a Montegotte che li avrebbe poi portati al fronte. Est un mutu. Purtroppo, nonostante la disponibilità di Mario che ha tentato di insegnarmi a cantare, ho capito che non è una cosa facile cantare a un mutoso, per cui per quanto sia molto più bello cantato, sono costretta di falsare un po' i contenuti. Vi ho detto che è la tragedia, appunto, l'angoscia che un ragazzo che non ha ancora 20 anni vive sapendo che l'aspetta una cosa terribile. Non è una cosa del 1941, è una cosa di oggi, perché più che mai io ho scelto questo mutuo anche per quello. Dobbiamo vigilare e difendere fortemente la pace con tutti i venti di guerra che stanno soffiando. Non dobbiamo pensare che non possiamo non fare la nostra parte, essendo appunto testimoni di pace e fortemente difensori di questa pace che per 80 anni l'Europa ha vissuto e che adesso invece sta vedendo molto messa in crisi. Per cui vi leggo Casa Bartosostau. Spero di recitarla perché qui io vedo pochissimo con queste luci così. Allora. E non ti metti qua. No, vabbè, la so a memoria, spero. Il microfono vicino. Sì, allora. Causcade sa era, totus a gente nanta est una carneficina, cassalota e stacania. Pogussu e schintenni spesso i spasimo de dolore, con i lacrimas in cara, pregando in scappella nel sudempio divino. E novenas, prude noi in organizza integreo, intentos a supplicare chi si può messa la cuna, prima che in sumuni intreu, pogusto bellico eventu, succeda distruzione, cosa che non è occulta in seguismo umano. E parto grasamignano, ma sugoro non esulta de consolazione, che gritti questo momento, e pregando seu a Deu, pregando a Deus chi degnaus fortuna che non danno a nedorrare, con totis compagnos meos sanos commenti a oe. Ma chi s'ingrato destino, atti sa triste novella, saida donara, che ha morto iscustuviore, in segreto un cipresso signali in memoria mia, e canno vi di combina, impede questa pianta, recita una preghiera. Un'altra poesia di Zio Bostesau. Invito Lorenzo a venire qua. Mi pare di risero, frate caro, chi via sa mezzo gioventura, quando in follia sa coraggio e dulzura, era un amico che scasurrava. Oe, entre su coro sento amaro, profondo sentimento del dolore, capiuso non ammiro si splendore, che nostra mandaglia sa calevare. Godinno paghe in s'eterno riposo, con questo sentimento la sapie, in un'incancellabile memoria. Modelli sposo, babbo premuroso, a isso sempre conforta e sorrie, da saltura e sa divina gloria. Dovrai largo per la leggo. In Saruzza, officina collegata, tribulato da ciappo per vera. Studente sonorata, sorronata, dai suo manzanile a tarda zera, e me la volta, stoffa salutata, pistas del super e pistas la piena, con altro sforno di un
sdeviano e dell'orfeo. Il suo marteggio suona sturzo e si sveglia desde sul vino prima di andare pure a distribuire. De uno scogomanno de traine, proprio meglio di un vicino, procura stare in grande. Era un sonetto, non era una cosa. Dedicata a Peppino Mereu. Quando c'è stata la prima ricorrenza è stata dopo 60 anni questa cosa di Peppino Mereu. È anche un po' una vergogna, no? Un paese, un poeta così ormai non è più tutta la Sardegna. Siamo passati 60 anni. E in questa ricorrenza Bravo ha fatto questo sonetto, Torla o Peppino Mereu. Della saperita rosa smenticata, genio immortale, torre crema. Proider questa gente, tocca in te, 60 anni slasa, abbandonata. Teresieri, doreri e rasulei, pianghines, sul saperla sepultata. Camancas tue, pare de annuiata, provincia savontana carusè. Cavinangia lavoro, de nuovo, di tanto tempo si attende a Dio, che la sprovvissus già è il suo. E ho calcolato savontana ancora allestimenti volutire, si dica posto in sepoltura. Buonasera a tutti, non c'è nella pagina, stanno cercando, non c'è. No, non c'è. Buonasera a tutti, mio Tata Nusau era mio nonno materno, scrisse questa poesia in occasione di una festa per Peppino Mereu, dove furono invitati i poeti, i cantautori di Tonara, e lui non partecipò. A pranzo i figli gli dissero: ma due chi via sessiu, itaiasa cantau. E lui improvvisò, era un improvvisatore, questa poesia. È un'ottava. È un'ottava, ok. Poesia, mi sono fidata. A Peppino, non è povanatismo chi Tonara ti mostra simpatia. Issu ha cantau contro s'egoismo, sa vanidade e s'ipocrisia. Ha foedau puro de socialismo, c'hanno chi vuole ancora un'utopia. In issu si venera su poeta, de meda cosas istau es profeta. Cerchiamo di riannodare i fili del discorso e direi che continuiamo adesso con un grande interprete della tradizione orale, però anche poeta e autore anche di un libro, Gesuino Peddes. Quindi invito Bastiano e di seguito Maria Marotto, perché canta d'un umuto del Dio Gesuino. Invece Bastiano ci spiega che cosa legge. Allora, il babbo era improvvisatore, non ha bisogno di fare grandi presentazioni, dai sconosciuti. Alla sau finché c'è una cosa scritta, non me da cosa, però che una cosa non si inventata. Ha scritto viene su un libro fuori da questa storia di amore con mamma, e poi due mutos e annitias, insomma, altro scanto, come te nasciati figlio, fai a qualcuno componimento, voi non nasciamo troppo e non, è sempre mai così. Allora, questo è un sonetto, dischi a posto, è saprimo di scuola. Punti durante 48 stagioni, tra ierros, istios, atognos e veranos, che mamma mi ha posto in pantalone e si scavolanno tutti i saraccano. Con su buggito dei scapperrones e vatto e così dai propri manos,
e presentavo ad in persone a scuole samaista Silanos. E Castiano samaista vissa salutata da con riguardo e da nau pogantu a custimpreu o samaista, questo è figlio mio, a me mi vuoi da solo in sardo, si italiano, si imparerissa. Allora, nel sonetto molto bello si colgono dei termini arcaici che più Gesuino usava. Per esempio aracano era un pastrano senza maniche fatto con i scaperrones, cioè con scampoli di frutta, di stoffa, di diversi colori anche. Dal libro di cui parlava Bastiano è tratto anche questo motto, tutto è amore tratto, Maria Marotto, però invitiamo Mario Figus. E me sortu e nonno dua d'unu viricocco da e lontano si vie ca e stillo grarosu ca e stillo grarosu poi subo e mai scrio e du dedico a Dechida e tu s'amore tratto e tu s'amore tratto e da ghida pa acabare e cu sordine e vrora ad vedere a Mostau. Ad venire a Mostau, ma ancora dughi sto a cua, fino a Zacchio le deu. Fino a Zacchio le deu, e ma appena scritto faccio, si dua prontamente e a Nina Gaddu canta. E me il sortu e nonno e rarissima vianta c'hanno chi viso presente e pare che m'abbraccio su console coro meu che in presenza tua e Deo a povasau e il più felice ora chi non posso dimenticare e durante chi magato e in diede saghida e quando chi non ti bio fino a sinora e riposo a mignane a merie inutilmente mi crocco non mi nevicare sonno. Due preghiere di Tiu Tatanu Vrore. C'è il nipote Paolo Malara, era mio vicino di casa, Tiu Tatanu Vrore. C'è anche un nipote che è Gianfranco. Volete dire qualcosa di Tiu Tatanu? Sono due preghiere, una è datata 1918 su Babu Nostu e Savre Maria. Quindi invito Rosa a leggere, poi ci pensano Gianfranco e Paolo. Rosa. Ave Maria. Ave Maria, de grazias piena, su Signore es contigo, benedicta es tu da ogni femmina terrena,
e benitus che su tu salita, frutto e susinudovu nostro Signore. Santa Maria, mamma nostra in vita, mamma de Deus, pro su peccatore, prega e pone su tuo braccio forte provvidenza di nudi ogni errore e in vita e più su in sora dessa morte. Babbo nostro, o Babbo nostro, che dai a salto miras, sommine dato a su mondano errore, santo che dizzo onnipotente giras, su nome tuo di infinito amore. In ogni tempo sia santificato, dignamente dai ogni abitatore, e sul regno che has preparato, d'eterna pace a noi, Signore, benzala in cielo, in terra e in tutto su creato. Sa volontà de tua, imperudenzala, ogni die su pane a noi sdonala, nessis indispensabile sottenzala. Commente noi sfaghimus corona, de perdono proghia nos ad offeso, senza pesare meritos perdona. Se sculpa nostra non ponsasi in peso, non lessesi mai s'antico rivale, che permetta con noi entrare in meso, libera noso dai gusto male. Paolo, vuoi dire qualcosa? Solo magari per metterla in contesto, ciao a tutti, non so se mi sentite. Sì, sentiamo. Okay. Mio nonno era del 93, dell'893. Quando ha scritto queste preghiere era più o meno appena rientrato dal fronte. Diceva di essere vivo per miracolo, perché si era gettato nel Piave senza sapere nuotare. E allora, capito, magari aveva, diciamo, più ragioni di noi di scrivere preghiere. Sì. A proposito del Piave, nel volume Tonara fra tradizione e modernità, curato da Gianfranco Tore, una raccolta di scritti dello zio del maestro Tore, c'è una bellissima e lunga poesia scritta dalla guerra proprio di Tiu Tatanu Vrore. Allora, Tiu Vera Zulis. I poeti non sono ordinati secondo una gerarchia di merito, sono messi così un po' alla rinfusa. Però questa poesia, intanto chiamo Anna Garau per leggerla e poi subito dopo il babbo. Anna leggerà Luna amorosa di Tiu Vera Zulis. Luna, contratto galano, in sagampore sughelu, sutta su gemmato delu, cammina silenziosa. Che giovana primorosa, che scricchende s'amante. Si una nube insistante nasconde su viso d'ou. Pares candessis de nou, de contento illuminata, che chi essere esistata appara de gusta nube, con cuddu chiamas tue, in dulca amoroso ardore. Tue isparghe sul lugore, sopra sa terra assonnata, chi pare tutto ammantata, de fine seda bianca. Mancari a destra e a manca, si vidas umbras oscuras. Innocentes criaturas, dormini suavemente, e pius profundamente, sos de triballos estracados. Amantes acopiados, tenen gozo in sa friscura, e tue dessa artura, azzuas intento insoro. Pare scappas un ugoro, palpitente che umano. Leggerà una poesia del padre
più Giovanni Garau. Allora, pagina 35 e 34. Hanno, questo è un sonetto, una regola esposto con Suezzu, e a volte si capita che Suezzu, i figli abbandonano, non il luogo che non hanno bene, e tanno, però non è sempre che succede casi, però a volte succede e tanno io magari a posto questo sonetto in questa maniera, no? E commento tanno. Da voi Ezzu ses mala sortato, che è vita ti dà una morte. Cudo schierisi tue has allevato, che non merito tanta mala sorte. Da un vizio disinteressato, quando chi due proluite sforte, mares e montes has attraversato, e isso tinde oca da esa corte. Nammi ues amore se sfuitu, cagussu non de tenere manca iccio, pare chi abbia cambiato razza, prima s'affritto venia servito, e con decoro fatto ogni maniggio, sino e se non sos parentes, sos de brazza. Allora, adesso leggerà alcuni passaggi di una terzina, pagina 34. La terzina era la forma usata da chi partiva per la corrispondenza con i familiari, soldati al fronte, pastori transumanti o emigrati, scrivevano in terza rima. Ci leggerà alcuni passaggi perché è molto lunga. È una corrispondenza praticamente via in tempo di guerra, su 43, e sicuramente penso che viene sul momento in cui hai desertato Uru e dopo su San Mistizio, e quindi devi essere in Olbia, in questo mondo si chiama Cugnana, che si chiama Meta, che via da in Boscao. E attento di che ha scritto notizia di un altro che si unisce prima, magari, e t'hanno scritto questo verso là. Da Meta hai pensato di mandare questa cara novella e questo sito. Poi mi la vuole contraccambiare, ma dubitenne che sul mio iscritto a trappelera si interessato, mi sono tratteso e va che si invitto. Ed erisi uno a me mi ha trattato, che adesso ancora in cui è usuale, come a prima ti hanno segnato. E approfitto di questo segnale, poteva che di scrivere novas mias, che mi lavasso sempre uguale. In nove pure certa spede mias, a tilanare ne non mancano mai. Può causare malas figilias, che saligera mattessi guai, de ho magato in questo momento in sos amigos unidos assai. Però a narre del suo trattamento, che hanno questi buoni grifagnos, dai Antonizede esperimento, che approfittia dello scadolagnos, che in saggire devessimo incrino e gai e tutto, su questo scompagno, a pretendere su misero runzino, ma cree che svicino a si corcare, pro lasciare su arrivo in cammino. Sarri in cammino. Come troppo già solo in abusare e de trattenne passo non ancora, fino a quando s'abbinza in casumare. Sa barca e giugenda si sventura, come ha fatto il generale mensa catalana pianura. Cree a questo sta bene l'uguale, che s'abbinza tenesse pentilos, ma non si può tornare su male. Lo sbie so e certo sacanidos e meda su un timminde e su futuro. Devi anche sosudio tozzidos. Da sosudio che è troppo lunga e che non si dormiva. Allora, andiamo avanti veloci, quindi abbiamo letto la poesia di Tio Verasulis. Intanto invito Silvio e Stefano a prepararsi, però prima vorrei richiamare Anna Paola perché ha scelto una poesia di Tio Verasulis, ce la declamerà e ci spiegherà perché. Bellissimo sonetto che Tio Verasulis ha scritto a Peppino Mereu.
tutti sappiamo quanto è stata dura la vita del nostro poeta, però ha colto, per me la chiave di tutto sta in quest'ultimo verso, che ha qualcosa davvero di epico, proprio nell'ultimo verso del sonetto. Quando visti in sa mezzo giovania, cantaias che dulce rusignolu, e accanto sdonado no has consolo, con sa tua soave melodia. Ma voi, una crudele maladia, ti ha truncati in su dotto suolo, e in sa mezzo sedate, e te dolu, t'has inteso suonare s'agonia. Quando che visti in su terreno porto, pagonore a suo merito has appido, pro sos nobile versos che has regorto. Ma pustis tantos annos, t'has abido a riparado gut antico d'orto, che pustis chi se morto, ses naschido. Allora, Silvio. Silvio è là? Ah, ok. Allora, Silvio leggerà alcune poesie del nonno, Tiuzzicheddu Sulis, che fu un poeta improvvisatore, cantò anche nei palchi in mezza Sardegna. Morì troppo giovane, poi ce lo dirà magari Stefano. E prima leggerà un sonetto che era stato pubblicato sulla Sardegna Poetica il 15 giugno del 1935. Pagina 16, scusate, pagina 16. Se sono canicheddo asi minore, chi ti vuole trazzare una brumica, frutto sese di sudore e di fatica, pure di ogni persona vi ha amore. Non mi ha poeta, non mi ha di scrittore, chi dedicato non ha una riga, cercare pure ti va che d'onore, esa corona ti giura che devi spiega. Minore sese ma tanto calcolato, che non mi ha da cosa manna in paragone, e spinsa da su governo interessato, che sa un mente di sa produzione, tu e non da su pane desiderato, si alimenta ad ogni persona. Non solo cristallo pregata, non perdase lui dai tempi antichi, e chi sia dai dommi spienata di oggi dell'arte di case di frigo, chi sia piena sa scarrata per poter imitare ogni amico. Se tutto è gai, ne resto sicuro che poten imitare a noi sicuro. Allora, l'ottava che leggerà adesso Silvio viene improvvisata ad Esulo, la sta leggendo soprattutto perché nostro nonno Tiuzzicheddu Sulis era andato ad Esulo proprio insieme a zio Giovanni, il padre di Silvio, per recuperare diciamo, dei soldi che gli dovevano a seguito della vendita dei campanacci. E quindi adesso Silvio la interpreterà. Dai donata si partiva a pe, giusta sull'occhio di Ave Maria, il che si prima di partire da uomo mia, mira che mi ha poliato sul caffè, apposta per non dipendere da te, che a bussi in ospitale già rischia, e per non ti segare sa baracca, mi ha poliato un pane in musacca. Maria, preparati. Mario anche. Maria Liuri. Sul muro di Ligeus Como è sempre di stau cantau improvvisau da Manui mio Tiuzzicheddu Sulis e sti stau cantau in uno dei stanto muristenes che allestian a sa festa de Sant'Antoni, e in questa occasione uno dei passatempos cruzu
plus praticata, plus esistente, fiera da cantare in questo mulistenese. Durante questa cantata, che noi meu fu facendo con un estraneo, si sta costiato su frade Tio Verasulisi e da domandavo chi è vuti su si strano con chi e chi è vuti e chi è vuti si strano con chi via cantando. Tio Zicchedo non si smentire da dar risposta cantando di un muto su mutu nadeasi e cantau muto scurzos caseus abituaus commente zeus e fusti a subigreo e ispedo e cantau muto scurzos cussu est un ateruviedo naschiu in saida e austis inui scurzanti scarzaos pogarzaris scurzos. Il muto è particolarmente significativo perché in una trentina di secondi aveva fatto una fotografia a Tio Vera e chiaramente non c'era stato nessun bisogno di fargliela di interpretazione perché Tio Vera era abbastanza navigato come al fratello. Questo Piero, che era per Austinus Anna noto Migone, era un cantautore, un improvvisatore di Austis che tenia una vanga, faceva da suo vangaggio. Quindi Tio Zicchedo, per descrivere il mestiere che stava facendo, aveva detto che iscurzaia di scarzao spogarzare si scurzo, quindi iscuiava il bestiame per fare le scarpe agli umani, a quelli che non ne avevano in origine. Ma in effetti c'è anche un'altra metafora che questo mutu denota. E qui mi sento di dire che a questo punto il modo di cantare a Susposo non riguardava solo gli abitanti di Toneri, ma a quanto pare tutti gli abitanti di Tonara. In effetti a Esausteso veniva quasi implicato il fatto che quando andavano a disadobare gli abitanti del porto, dove decidevano di fare un furto, pare che gli rubassero le scarpe per lasciargli scalzi in modo tale che non potessero fuggire. E quindi c'erano questi due significati. Adesso questo mutu Mariano si duranta e Mario lo accompagnerà col sorriso. E canta un muto scurzos caseus habituaos caseus habituaos comente zeus e fustis a sugigreo e ispero e canta un muto scurzos cusso est un ateruviero nasciu in saida e austis inui scurzanti scarzaos e pogarzare isi scurzos. Allora, approfittiamo del fatto che Mario è qui, però non gli diamo nessun libretto. Vediamo, ci affidiamo alla sua memoria. Mario canta ad una terzina che ha descritto Tiu per voglia, chi conosce in Timedasa e non si spiega poi te la canta disso. Da canto che si domandava a zia Giuseppina che non fosse lì nel Villa Citro. E che la descrive che suo fratello si fu fatta in sposo da pegare Bellione che si fu fiuto. Da pegare Ugana e si doveva raccogliere e si domandava a zia Giuseppina per ricercare femmina a cominciare dalle braccia a domandare delle serie toneri era su lei perché lì a femmina e basta. Pagina 39. E stanno a pegare Ugana e domandava questa poesia. E questa poesia è una casa come si chiama. Attennamento scando in via a Postigena va a resonare ad un modo a me ne calaia.
In oggi solo come ne passare, massimamente a Pustigenau mi devicavo a cantare e dare. Per non restare tutto spaventato, scarabo che hanno una terzina, non testa sola me ne può passare. Fine da manno a te, o Giuseppina, quando che ne stempo leggerida, con si sia a furrio in cugina. Si cale cuno domanda di midda, non rasido ed appi scritta io, non dove credere a mostra sita. Che non tagatte sorpresa non creo, su chi ne ha fatto a Vagadio, come a fiuto vai in oduseo. Appena schisa non va per il zio, che se via fradile fidanzau, a mie pure posto ma d'imbrio. In oggi in Villa Cidro a Pogricau, in una fiudedda a gattaia, però manco una mina da gradau. E non rasido un'ara tia, che mi ne che tu non immaginau, sia fiuta o sia Vagadia. Che oramai mi sono rassegnato di dover affrontare il suo destino, che in su tutto non ha pescadau. E non rasido un'ara Valentino, che si prepara di un sonaggiolo per fare su babbo un momodino. Non rasido che sei in Oriolo, di Michele Torrara a cogliare che sei stracco di pettare solo. Che tia vanno da criccare? O prima mentalizzare, comincia dai braccia a domandare. In una gatta passa da toneri e faccia di amorù e a corzò, via cruz dei tiu vezzeri. Chi ne è vuru di nanta canò, non perdasi speranze nel nagattare, in rasoleggi ne due però. Ne è certo di nagattare, ne due di ogni agenia, o di fine a gusto separare. E poi si nie si speranze a mia, che sei contento e mi pia calanno, con s'immagine di Santa Maria. Tu sorresta e te spensando e non metti su via sordinago, mica su tempo si sta maturando. Non ti pare a sa vita non ti svago, perché ne passa a magico un arbile il lampado del flore ben da pago. Non ti incanta serale giovanile, che mano a mano sa vita declina e bussa sa estesa in su giannile. Poi sa manna Sesi Giuseppina, e non è bello a sinneolare innanti tuo Vanna e Michelina. T'auguro che presto a sagattare su che brama se tenesi il suo coro e il suo sogno a realizzare. Formes con il amore un tesoro e Vanna e Michelina a te tanto che si tu vi canta per tesoro. Ti prego, mi non mostri questo canto a gente che comprende la poesia, che non merita né lode né vanto. Fatto dopo una notte nostalgia, ma solo quando vado a riscattare di questa monotonia. Tu sorresta che mi sai scusare e non devo capire né sostanza che questo argomento è familiare. E dei papiri magari ti mancanza e non ti posso a fondo spiegare quanto dura questa mia lontananza. Solo ti prego di mi salutare, questo de uomo, amico, sue parentesi e chiesi ne che da lamentare. Ancora a te, affettuosamente, ti mando il termine non si scrive su quanto si può presto. A meglio dire. Allora, guarda a pagina 41, un muto del Tiuvera, poi invitiamo Lucio, non so se vuole dire qualcosa del padre, no. Paura non si racconta, chi pensa sa domo e ne verde un subriu e che non fu di un uisu. E che non fu di un uisu e il freo de sulumu cu soffri manta su gioco può mantenere su vigore e che lente l'umusano. Faula non si racconta di uvari sconfulano e non cricche il sonore che i gudu fuoco chi ne sparito tu in fumo e chi ne veta chi ne su
e sardi e sulle siu e sora si du momento du volta in tutto i fronte. Pagina 19. Ce l'hai qui? Lo invito Vanna subito dopo. Assisi, de Subaratode. Lughi d'ufficio che lu cristallino, sos montes senza neula né nie, allegro e fiorito ogni terrino, tra rizzolo scorrendo rie e rie in sa de manna. Assisi eo gasie idesi un manzano beranino, e paria chi angelo si nie a falare da gelu essen vicino. Ecco, da essa gresia franciscana che si pesa in alto a mesugosta, a repicco suonare sa campana. Olan so stoccos dai bosta imposta, e sa baghe chi vroas soberana, pare sia dai gelu sa risposta. Allora, c'è un discorso che lega Subaratode a Cicitunoli, quindi invito Vanna a venire, ma invito anche Serenella a stare qua. Allora, Cicito ha partecipato al convegno che abbiamo fatto nel 2007, poi adesso in tanti anni che abbiamo fatto degli studi e poi con Don Michel abbiamo fatto il Giardino dei Giusti insieme a tutta la popolazione di Tonara e siamo anche in contatto col Museo della Memoria di Assisi. Ma nel 2007 Cicito Noli faceva questo ritratto di Padre Todde, relazione per il convegno su Padre Michele Todde di Tonara, che salvò gli ebrei nel periodo 1940-45. Partecipare a questo convegno per me è un gran piacere, in quanto sono stato sempre simpatizzante di Padre Michele Todde, che lui, come me, amava la Sardegna, i sardi, la nostra Tonara, gli usi e i costumi e le nostre tradizioni. Ricordo ancora le prediche, le sue omelie, quasi sempre parlava in sardo, a volte metteva il sardo pure per la messa. Insomma, mi era simpatico. Un giorno ho avuto la fortuna di fare un tratto di strada assieme a lui, soli, dalla chiesa di Sant'Antonio alla fonte di Suzzurro. Raccontava delle cose antiche della vecchia Tonara. Lungo il percorso, in ogni porta, diceva chi abitava in quella casa, nome, cognome e il mestiere che faceva. E in ogni porta era così. Diceva Gussu vaia su Verreri, Cussateru vaia su Maistevanno, su chi vivia di noge faia su calzolaggio, in custa uomo vivia da Sudale, fu pastore Mannu. E continuava così. Io sentendo tutte queste cose mi sentivo onorato. Ero un piccolo ragazzo, forse avevo 17 anni, e quest'uomo grande di statura mi dava tutto quello che poteva. Alla fine della camminata mi ha dato 6 libretti de su ballo sardo e sa gara poetica. Ricordo che batteva sempre sul costume. Un giorno una bambina era andata a confessarsi e le aveva detto: Pizzocchedda, una radia mamma tua a ti fare su costume con sabrazzetto, che sei sprubella. Questo frate l'avevo sempre in mente e nel cuore. Fatto sta che nel 1989 gli ho dedicato una poesia che ora vi recito. Francesco Noli, Cicitù. La poesia è una terzina a Padre Michele Todde. Ce ne legge alcuni passaggi, è a pagina 20. Vanna, la figlia. Eccoci. Nesia sonorata, obida mia, per un uvizzu casalzato in fama, chi ho è a mentare lucheria. A tanto caro uvizzu li se mamma,
a padre Todde, sardu franceschino, che s'allughe d'inchelo una fiamma. Dai minore seguido a continuo sas vias de sa legge cristiana, chi nassisi ne rezzi a puntino. Coraggio, forza, volontà umana, sa un in tutto con divino amore, orgoglio e vantu de sa gente isulana. Ad inteso de tanto su dolore, c'hanno sa guerra con tremores feos, da famine, miseria e terrore. Tando in Assisi 300 hebreos, fin perseguidos de sos nazistas, bárbaros, boquidores que judeos. Padre Todde collía sas provistas de víveres, vestires e dinare, pro azzuare sas personas tristas. E meta gente faia entrare a su santuario rifugio seguro, pro chi poteran sa morte scampare. La terzina continua, se poi c'è il tempo chiameremo ancora Vanna per leggere un sonetto. Intanto uno dei grandi autori inseriti in questa raccolta pubblicò ben 3 libri nel corso della sua vita, è Raffaele Casula. Invitiamo Paolo, il genero. Allora, una poesia dedicata ai femminas, qualunque sia sul ruolo solo. Questa è dedicata a sua mamma. Questa è una poesia che è scritta in sul primo libro che ha fatto, sul Romeo. Allora, sua mamma. Sovra di ogni essere serena, sedesi in alto nobile figura, cale eletta dai mamma natura a creare s'origine terrena. In cale sia tempo sei nue, esiste sombra de s'umanità, chi vive può vivere in amistade e in altro modo svivis tue. Tu eres frutto de ardente brama, che infiamma sos coros de amore, e non esiste un usurpatore che ti cancelle su nome de mamma. Sos chi su coro giuguen de granito, non comprende canto martirizzos, ti danno a venire de sospizos e ti negan de mamma su diritto. Ma sospizos che giugano in un coro, chi solo amore manda dai fondo, sos veranos che vivono in su mondo, lo diano accedere pro sa mamma in solo. Lo diano accedere in giambo a sa vita, de una mamma bella e generosa, che si podia dare d'ogni cosa, pur si mai essere de perdita. I scrittores de raro intendimento e poetas de mamma t'han cantato, ma non basta sonore che t'han dato per compensare sa parte che ha stento. Su pinzello famoso ha dato prova di divonne in albo imperitturo, ma postis che mi lascia so sicuro di non conoscere una mamma nuova. Solo Deo ti scrivo introesamente che cosa sacra che non mori mai, e con suo tempo stimontendo gai commente chi è serse vivente. Allora, scusate, devo dire una cosa importante. Le poesie come sono pervenute? Intanto dalle famiglie. Questa poesia di mio padre, che di scritto faceva poco, più che altro era poeta estemporaneo. E questa l'ha trovata Pierluigi. Dal su Monte Gonare mi pare doveroso che racconte di una die che viu a Passizzu, cada è nou approvato di Sizzu, di vigare a Gonare a su monte. E bido un'istatua de fronte che dai salughe de s'eterno con Sizzu, side che in si strada che una ponte conversa sa mamma con suo vizzu. E s'argomento si può comprendere, lo potente ognuno immaginare, che este rivolto a sa gente che è trista, o su cieco che le torre sa vista, o su mudo che porta fuori dare, e poi su surdo che vota ad intendere.
Allora, le donne, ce n'è soltanto una in questa raccolta per ora. Invito Maria Gabriella. Allora, Antonietta Zedde non ha bisogno di grandi presentazioni perché l'abbiamo conosciuta tutti, anche io. Anche lei ha pubblicato un libro che vi invito, chiunque volesse insomma leggere le poesie di tanti autori che abbiamo ascoltato si trovano nella biblioteca comunale. La poesia di Antonietta Zedde si intitola Su Garratoneri Donaresu. Pagina 24. Appena Fagenea, s'ambulante, pone sa briglia su gaditeddu, l'attacca da uno garretteddu e mercanzia carrigo bastante. Dai ponente gira dal levante, proidersi è sereno o si è nieddu, o si bide d'ancora calchisteddu, tando samma de vesu ed edagiante. E contento si lea si stradone, si è buono su tempus, soddisfatto lassa prosovianus a montagna. In Campidano, Castanza e Turrone grida da, a nelle ades a barattu, a chieghere nuges con Castanza. Prego, stai qui, fai un riferimento. Allora, intanto vogliamo ringraziare tutti i giovani presenti e anche i lettori della biblioteca comunale che si sono prestati. Purtroppo alcuni, dopo aver cambiato la data, non sono potuti, insomma, non hanno potuto più presenziare. Niente, cosa faccio? Leggiamo ancora. Leggi la poesia di Tiu Beniamino. Ok. Allora, la poesia a pagina 25. Allora, la seconda poesia che sto per leggere è dedicata a un tristemente famoso cimitero di guerra di Mauthausen in Austria, un cimitero che raccoglie più di 16.000 caduti, tra i quali più di 1.700 soldati italiani morti nella Prima Guerra Mondiale. Il poeta racconta la sofferenza che ha provocato in lui la guerra, in questo caso proprio della Prima Guerra Mondiale. Quella sofferenza che provocano tutte le guerre è un tema purtroppo sempre drammaticamente attuale. È stata scritta il 3 dicembre del 1918 da Tiu Beniamino de Murtas. Il titolo è proprio In su campusantu de Mauthausen. Est un immenso campus emenadu de ruges de un unico colore, che naci presso, schena un uviore, tot a filo spinoso inghiriado. Perose sacro e santo, e albergado asinsino un soldato de valore, che infida hanno soffrido ogni dolore, essa vaga eterna li has dato. Tammo de goro, sacro camposanto, con un amore forte e sviscerato, tammo proite e stida de pianto, me da portas in te appoversato, imbenucato puro appopianto, compagnos chi amato aia tanto. Ogni volta che leggo questa poesia, solamente mi do rimpara sempre di una settantina di anni. So che i giovanetti di bini che si hanno, danno chi intonare due piante questo che cantante, che improvvisante. Intonare due da Parisa Vigna, e fai andare sui nuovi proprietari. In su periodo a periodi cantinas, consumante sui le famiglie, poi satiro dopo niente in vendita. E a periodi questo funnacos. Funnacos pianta
improvvisata, se no, e solo io ho tradotto questo che cantante in poesia, questo che niente su dono di cantare in poesia. Io fui simpatizzante, fui sempre rifatto, ascoltando e quando ho cominciato a cantare c'è tanta da impare e se ne ho cantato tutti i difetti, sono uno ne ho il difetto dei sati, è improvvisante in questa maniera. Su di me si diventa impresso però questo gusto, che non teniamo rancore, perché uno se cantavo in una certa maniera, o se approfondivo magari con il difetto, se un attimo, stato pianta satisfatto, devo potendo un po' connotto, parizzo, e io pare. Il resero mi spuntano un mese però cantando, e lo caio pare, a parte se giravo di una ma lo si deve meritare un po' e tanto Pagina 8. Questa è la posta più boste di multa, se la posta così migrava. O Sardegna se sorfano da ora, che non ha sbabbo e non te ne mamma. Ma è restata in coro una fiamma e i suoi occhi povranghere ancora. Prima visi sul mondo una signora e ora si sdelerita e gramma. Sono mezzo figlio tuo che non fuora, sono trabagliente e crescente di fama. Medas di gusto in terra lontana, ana in suo coro sul represso branto, per mantenere intatto sul decoro. Con rassegnazione cristiana, ogni dia si invocano a suo canto, e d'ora in presto a Sadommo si solo. De Nino lì. Sei Nino? A Nino è molto silvestre. Nino è molto silvestre. Non riesco a conoscere abbastanza bene con Nino, che abbiamo emigrato a Milano varie volte mi è capitato di interne cantando. E quando non sono oliato si stanno reso, andavo dentro il domo, io sono sempre pronto a cantare con un muto. Non si poneva da anime coro, finché questa nostalgia che teniamo di questa distanza che non si separa da sede nostra. E a posto questa poesia, a sa mamma morta. Sa mamma è morta. Lo bludo è adesso. 28. Nel 1985, chi hanno che veniva in feria fu Savasca del 1985 e da pensare che se mamma ne tenia male noi ha fatto il tempo di andare via. Sa die vasca dammo sepultato, die distinta de vaghe amore. Sa die chi risorto è suo Signore, tue mamma stimata mi ha lasciato. A ti pide il via non so arrivato, ma l'ha pulito bella quinta errore. E che piseggio ancora minore, va sentiti sa fronte a esclamato. Mamma è coro, o mamma stimata. In quest'ora samara dispedita, prega provigios, ne vostre parentes. Tu che hai sconosciuto in questa vita, sapà che in sa vita decretata, dai Deus che este onnipotente. Quando Deus este risuscitato, tu è mancata sesi, ma ne so certo che oggi si scunisce in suo concerto e forza a mano dente d'alleato. Su che lo mamma di l'ha meritato, che in sa vita ha lottato a cuore aperto e fino a Deo a suo cuore aperto a tie, solo a tie ha pensato. Da chi di suo figlio peccatore, di tanta umanità che ha stento, contento il resto, procanto affliggito. Ma in tanto dolore, su contento intendo, che su cantaro e s'amore resta per me, de vaghe sedito in verano a sotto un fiore. So spasso mio sul sammento ed a pa fare per sul resto della vita,
e quando mamma ti sei despedita, troppo lontana non visto di me. A facca tia sono restato in pe, con suo coro e sa mente addolorita, che prima di morire non ti ha potuta, convinto che durava che noi. Fago so spasso mio sensamento, de grande in vita vi paghi amore, dulzura e appena per suo coro. Tammento che dedicato un fiore, che mi vorria profumo e alento, e pro suo coro e s'anima e ristoro a ogni ora, istante e momento. Allora, un altro degli autori compresi nella raccolta, scomparso qualche anno fa, attivo sostenitore del gruppo Facebook Tonara Canta. Non ho mai letto poesie e sono abbastanza in difficoltà. Niente, vediamo. Devo togliere anche gli occhiali. Allora. Amore, s'amore. Amore è un magico voedo, causa da allegria con dolore. Este sumere de ogni aviore, e stisso vi gumanna suggeretu. S'amore vero non mantene freno, non fa ne manco ad uguare, non si enne devo comperare, non basta da de su munno su terreno. S'amore è de tanta caritades, a vortas è solo s'apparenza, chi si va con convenienza, due spuru tra sorrese e fradese. S'amore è s'usare de sa vita, chi manca disso, a noi da vocasa. Fai tragere che hanno chi ti toccada, ti ne reala, sa forza e su sentito. Con savrezia e spronto cupido, sempre pensando a fai centro, non lo firma da né mano e né vento, t'hanno chi tene del suo luogo puntao. De mamma s'amore originale, c'hanno diada su primo nutrimento. Este s'eterno sacro giuramento, s'avrama che in suo mondo ha generato. Adamo e Eva, dell'immensidade del sene, tenia sul giardino. In ue se sta lutto sull'omino, de s'amore pogna animale. Simeneo è s'amore vinale, cumanna da tutto canto su destino. Amore degno, o su miserino, su vieste, in si strada abbandonao. Chi ama da non time su giuale, a su gatto razzugna e s'accompagna, sia de vicino o de gente strana, o sa vita in su bene e in su male. Raffaele Cocco è morto nel 1957 di Taliseri. È importante non solo per le poesie che abbiamo inserito in questa raccolta, ma perché è autore dei Gozzos de Don Passoni, che è stata una bella pagina della storia tonarese. Ora non ci soffermiamo sui Gozzos, se qualcuno trova Tiugocco me lo segnali perché... Pagina 11. Leggiamo un sonetto molto velocemente. E lo legge Maria Liori. Sant'Antoni, dai straccu fino a soprano, cara su bastione via via, dei là canto che sia, galuviseddu, estidu e araccano. Però non penses che stempo lontano, capo con tu tre somos de via, su resto si è scostrutto in vita mia, diventende un umano centro urbano. Si bene sfuristeri a custameno giardino, tutto rosas e fiores, desizza de divager tonaresu. T'ospitamus con animo sereno, circondato d'affettos e amores, no asa esse dainemos offesu. Allora, altro autore importante, abbiamo sentito prima dei versi dedicati a Tiuzzichedu Zulis, scritti da Tiu Mameleddu, e
c'è una poesia ancora di Tiu Mameleddu, chiamo Aurora, che ci dirà in quale occasione era stata composta. Questo è un sonetto scritto per nonno mio, da Tiu Mameleddu, Gavianta Amigoso. Su 27 di ogni santo, del 1970 chimme, fiantava pannoso in un piccolo esartizzo e bufannoso una tasseino, in domo del nonno mio, e Tiu Mameleddu ha descritto questa sarricasa. Pagina 15, credo. Pagina 15. A Craviele Locche, de Tiu Mameleddu. Craviele, girende sa Sardigna, propode sa famiglia levare. Sa muzzere bona e de issu digna, menzu non li podia capitare. Andua fizzigheddas in consigna, belle bona sa pro studiare. Su maschigheddu de dea benigna, issu puro e scola de pedannare. A ognuno vaga in buona gara, sia di stranzu o sia paesano, e pare vinasa una cosa rara. Cuso e donu de salto sovrano, con coro buono e sentimento sano, sonore in soro lumira tonara. Allora, procedendo ancora in ordine sparso, avrete notato che evidentemente la poesia si trasmette per caratteri ereditari. 2 fratelli Sulis, ma manca Tiantiogu, ci sarà l'anno prossimo. Tutti De Murtas, 2 fratelli, un nipote, ma cantavano tutti. Peppeddu, la mamma, li inseriremo in una prossima raccolta. E poi i fratelli Podie. E adesso invito Daniele per cantare un Ubuntu del Tiu Tatanu che non è inserito nella raccolta e che mi è stato suggerito da Giovanni Mura, sempre, non so se c'è stasera. Invito anche Mario a venire ad accompagnare Daniele che ha cantato un Ubuntu. A pascuru di firidu e gazi pastore Brahma e gazi pastore Brahma canno sarmente zazzau e con i fianco spreno e con il fianco spreno so roba da compita so roba da compirai e severa usi staggio pizzoccoso non ti mai o canno se un sereno non che il sanno passau a tremuria e gamma timmono mappai di tu poppiano mi scaggio. Grazie Daniele, un bel modo per ricordare il nonno.
sposo e con tue amara brora, però m'ammento ad ognora, de gudu si mire affetto. Appena arrivo a distretto, m'obbliganta a combattire. Mi indossano a sue stile e vanno militare. Diretto a viaggiare a luoghi stranieri. Però m'ammento ed oneri, cada poi in su pensamento, fanteria e reggimento, devremmo battaglione. Iscrio a ti e o giunone, da e verrai strana vanta. E su tu gento baranta, visti si scritto su ave, e pusti spiego sanave, o partire in continente. Noi scurte certa gente, innenanta mareatie. Ti giuro e da savie, prega San Juan d'Orare. A Sant'Antonia festare, e festa uso amaduo. Parente meo e tuo, gianta e sempre amoso. Ed essere uso sposo, scondo un affetto giurau. Il lume ne abbreviau, rubato di chi è su noi. In questi scritto e che giova essa finita. Da livro mese nascita, a rizzi saluto distinto. Augurioso infinito, con un'istrinta e mano. Dai gusto logo lontano, giovasti l'uno io su. Ne vio tanto bramoso del vizire non mascara. Scusate, ma abbiamo dimenticato, non sei una nativa, abbiamo dimenticato un autore importantissimo, Francisco Mura. È colpa mia. Maria, vuoi prepararti? Si chiama Malinconia barbaricina, non è un sonetto, è una poesia formata da quartine. Se zido contemplende costumare, tutto pieno e malinconia, curzo che lampo con sa fantasia, a sa barbagia pro mi consolare. Ido su logo amantato enie, un purdedru paschinde in sadanca, d'ogni domitta bianca bianca, e mi rattristo che non so inie. Calmate vos ondas un istante, lasciatemi un istante solamente, però che intenda su canto e guda gente, onesta, buona, sana e tribagliante, però chida su pastore solo, chi in argento e spaschin de samma, e intenda su canto e guda mamma, chi ninna su vicino in su barzolo. Lasciatemi scurtare guda vada, chi in su monte non sa, sta tessende, in su dell'arzo e oro ed escantende,
con voce armoniosa e delicata, e nara, benedindi a canta mie, sopra questa montagna maestosa, cust'abba cristallina, abbondanziosa, ti de sanare, noi ste sgasie. E te vale, chi tenza si manu, pro conto tou s'universo intreu, lontano dai noghe coromeu, ses da ogni delizia lontano. Questo è Francisco Mura. Vi invito a rimanere se vogliono papare.